Sì, noi lo dico sempre, la nostra associazione è nata da un piccolo gruppetto su Treviso che aveva deciso per salvare proprio la salute pubblica di chiudere le proprie attività prima che si imponesse il primo DPCM di Conte. Quindi comunque siamo persone che si sono completamente sfidate dello Stato subito all'inizio e hanno cercato di preservare la salute pubblica, consapevoli e speranzosi che poi ci fosse di ricambio uno Stato che aiutasse e tutelasse le nostre imprese. Invece negli ultimi 14 mesi abbiamo assistito a un tracollo di quello che era proprio l'organizzazione statale che dovrebbe tutelare le imprese che lo aiutano a sostenere. Ricordiamo che le nostre filiere, le filiere che noi rappresentiamo, che sono praticamente tutte quelle del terziario, coprono quasi il 50% del PIL e non riusciamo proprio a capire, a concepire come uno Stato che si basa sul nostro prodotto, sul nostro fatturato, non esca a pensare a una manovra di sostegno delle aziende. Solamente quando ci siamo resi conto di questo, l'ultima volta, cioè 2 settimane fa, eravamo a colloquio al Ministero dell'Economia e della Finanza con il sottosegretario Durigon e ci siamo resi conto che effettivamente il governo non ha più i fondi e la potenza per poterci sostenere. Allora a quel punto abbiamo iniziato a chiedere di aprire, perché ovviamente se un governo non ci mette in condizioni di salvare le nostre aziende, l'unica cosa che ci resta è lavorare. Lavorare ovviamente in sicurezza, perché come diceva giustamente prima anche il consigliere di Padova, non siamo dei suicidi, non vogliamo aprire e infettare chiunque, ma abbiamo speso da maggio dell'anno scorso ad oggi migliaia di euro per mettere in sicurezza le nostre aziende con dei protocolli che sono stati approvati anche dal Comitato Tecnico Scientifico, protocolli che oggi sembrano non più validi, non si capisce per quale motivo. Ricordiamoci che anche aprire un ristorante, un'attività all'interno in questo momento non vuol dire per forza creare contagio, perché abbiamo comprato plexiglass, perché abbiamo ridotto del 60% la presenza di tavoli anche all'interno, perché abbiamo il riciclo d'aria, perché possiamo aprire le finestre, le porte, le verande. Di conseguenza le stesse condizioni che ci sarebbero all'aperto potrebbero essere molto simili anche all'interno. Quello che appunto non riusciamo a capire, giustamente come diceva lei, è da che parte voglia andare lo Stato. È uno Stato che deve sicuramente preservare la salute pubblica, ma deve preservare anche la salute delle proprie aziende, perché è su quei fondi là che poi si basa per costruire il futuro e la ripartenza. Benissimo. Speravamo in un cambio di passo col governo Draghi, cambio di passo che onestamente non c'è stato, perché noi, per quanto se ne sia detto all'inizio, noi domenica sera ancora abbiamo dovuto aspettare una circolare della regione che ci chiarisse la norma per riaprire, quando invece ci è stato promesso a gennaio che avrebbero spiegato tutte quante le norme una settimana prima che entrassero in vigore. Ecco, Invece se non era ho per Zai in sentito questo Milanato. momento